E continuiamo con l'inaugurazione della sede di San Donafutura, movimento che ha come leader Gianni Corradini in vista delle amministrative del 2013. Vediamo il servizio. Un'altra lista che correrà alle amministrative del 2013 a San Donà di Piave, quella cappeggiata da Gianni Corradini, rappresentante del movimento Italia Futura, uscito con il proprio programma in anticipo rispetto agli altri candidati alla guida della città. Un movimento che si chiamerà San Donà Futura, che auspica un cambiamento all'interno della città e che sarà accompagnato dalla nota lista Progetto Giovani, formata da ragazzi rigorosamente al di sotto dei 25 anni. Il leader Corradini dichiara di voler affrontare la campagna elettorale al meglio e senza dover raggiungere compromessi di alcun genere con gli altri partiti. Noi partiamo dal presupposto che la politica nazionale deve essere completamente riscritta. Non ci identifichiamo in nessun partito e quindi non vogliamo nessuna alleanza in questo momento, corriamo da soli e speriamo di farcela. Ovviamente non pensiamo di governare da soli, però ce la faremo a dimostrare che la politica si può veramente rinnovare, non come qualcuno fa pensando che con una semplice pennellata si possa cambiare completamente tutto. Noi vogliamo cambiare completamente tutto. Tra i vari punti del suo programma, la creazione di un vero e proprio centro commerciale che comprende tutte le attività del centro della città, dal ponte alla stazione ferroviaria, e poi attenzione all'occupazione giovanile e all'aiuto nei confronti degli anziani, il tutto insieme a quel desiderio che si è trasformato in un vero e proprio obiettivo, la costituzione della città del Piave, per poter riunire in un'unica cittadina i comuni di San Donà, Musile, Fossalta e Noventa attorno al Parco del Piave. Visto che la lista Progetto Giovani correrà con voi, si è parlato nei giorni scorsi della sede del Tribunale vecchia e potrebbe diventare un polo universitario quello? Ma io penso che se San Donà non cresce, ma non solo San Donà, se San Donà non riesce a trovare un'aggregazione con gli altri 4 comuni, noi rischiamo anche di perdere l'ospedale. Quindi io mi auguro effettivamente che si possa realizzare uno dei punti cardine del nostro programma, cioè l'unione di questi 4 comuni e soprattutto l'aumento della popolazione di questa area. Se così fosse, molto probabilmente salviamo l'ospedale, molto probabilmente riusciamo anche a creare il polo universitario. Ma se restiamo un paese di 42.000 abitanti rischiamo di perdere anche l'ospedale. Lei ha sottolineato che nel caso dovesse vincere questa sarà la sua unica candidatura, no? Come mai? Sì, io penso che 5 anni possono essere sufficienti. Spero in questi 5 anni di realizzare quei punti che ritengo fondamentali. Dopodiché, come ho già detto, io metto in moto la macchina e lascio guidare qualcuno più giovane di me.